Your call. Vito, E Pablo, dove ti becco? sono al garage del PRP, Ah, ok. ok? Arrivo. Ti aspetto qua, ciao. Ciao. A noi? A casa ci sono i miei. Ho visto un uomo mascherato che mi ha investito, però è scappato, però già parliamo di una cinquina di 6 minuti fa. Una Giulia... GPA. Sì, Ok. sì, sì, esattamente. E il colore, mi aspetti, il colore mi viene sul grigio, una cosa del genere. Sì, sì, sul grigio chiaro. Va bene. Sì, diciamo Ok, va bene. un movimento di auto l'ho visto, però particolarmente questo mascherato, tutti il resto erano smascherati. Poi se volete fare un controllo io do a disposizione, cioè non, tranquillamente. Tanto No, no, sono... controllo io- su di lei non abbiamo nulla da fare. Se fosse stato lei non penso che vende le armi a volto scoperto. ma dico, E non le soprattutto faccio... se avesse delle armi da vendere, penso che se si mette al 688 non si mette qui in un parcheggio dove è visibile a tutti. Si mette Oh, ecco, perlomeno in fondo. Va bene, dico, ok. in ogni caso sono armato, ma dico, c'ho il porto d'armi, Non vi tranquillamente. Se... preoccupate, non vi preoccupate. Era solo per capire se aveste visto qualcuno, non per voi. No, sì, Ecco, ecco, già... sparano. C'è spara. qualcuno. Sì, sì, c'è Mettetevi a qualcuno. riparo, signori. Sì. Ah, ah, si preoccupa, si preoccupa. Ma Andiamo via. allontanatevi, Sale, allontanatevi. sale, 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 sale. Mentre segnaliamo degli sparati, prego. Sale. Sali. Andiamocene. Ma che è successo? Non so, ti stavo aspettando. A un certo punto è arrivata la finanza dicendo che gli è arrivata una segnalazione con vendita di armi illegali. E effettivamente ho visto uno quando poco fa sono venuto qua. Che c'era uno che mi ha investito mascherato con una Giulia. Allora ho detto, beh, per sti cazzi. Siccome erano un attimo nei miei pensieri che stavo in assistenza, stavo prendendo il ticket, capito? Quindi Sì. sto facendo un attimo i cazzi miei. Mi sono cagato addosso. Che cazzo ho fatto? È andare stato. Aspetta, io gli devo mandare un attimo le foto. Tipo solo. Sono sul ticket. Gli devo mandare ste cazzo di foto. Allora era una, 2, 3, 4, 5, 6. No, prendo il pass. Però che cazzo, non vedo il numeretto.
Oi Vito, Ehi, Mira, dormire stai? Cosa? se ti ho risposto direi di no. Ok, no, volevo sapere se fossi all'IPRP Beach che veniva a prendere qualcosa da mangiare. No, non sono locali. Vabbè, dai, Ma tu non ok. lavori più al Comollico Senza? Teoricamente no. Mm. Hai trovato un altro lavoro? No, ora sono disoccupato, ma arrangio un attimo e devo cercare un lavoro che sia un po' più... cioè sia un profittevole. Che sia un po' più fruttuoso, hai ragione. Sì, là, vabbè, prendevo lo stipendio settimanale, Mm, ma nulla di che, voglio dire, è uno stipendio normale. mm. Cioè, ora non so quanto prendi tu lì, però voglio dire, sto parlando di circa 40 settimane. 40k? Se fatturavo parecchio, sì. Senti, a noi, vabbè, dipende anche da quante fatture fai, perché tipo di PRP ogni 10 ti danno 500. Ah, ok. Però poi a fine settimana c'è il bonus, in base al livello che tu Ah, hai, sì, hai un bonus che ti viene dato a prescindere dalle fatture. ho capito. Sì, sì. Ah, noi sul fatturato prendevamo la percentuale, essendo direttore prendevo il 40% e poi prendevo un bonus se superavo i 40.000 di 15k, più o meno Tipo settimanalmente. io di regola dovrei prendere settimanalmente 75k per la posizione che ho, Ah, ok. però arrivo a prendere anche 100k e di Mm. più. Eh sì, ma Sì. stai là tu, cioè nel senso ci stai molto. Diciamo, ho allentato rispetto a prima. Ah, ok, ok. Prima stavo molto di più, sì, sì. Mm. Ah, boh, dai, Fammi allora... sapere se ah. ti serve qualcosa, perché c'è tipo il Resort Paradiso, da mettere con Mitch in contatto, Mm. il PRP, o non so se ti interessa roba di macchine, Eh o sì, due Grams, io o al l'officina ce l'ho meccanico. uno che mi può assumere, però volevo capire prima quanto si guadagnava. Che officina? Scusami se ti chiedo. L'Auto Savage. Ah, io invece ho degli agganci all'autodromo e quello Ah, l'autodromo, capito. che là Eh, sai, fanno anche le gare, ste robe. ma sì, però so che non è granché, cioè non lavora tantissimo. Anche perché... Oddio, quando è stato? Domenica, ieri siamo l'altra sera, venerdì sera siamo stati lì, che hanno Mhm. fatto la gara. C'è il mio amico, Eh il sì, bar lì dico ci dentro. deve stare un po' di un minimo di evento, altrimenti la gente non viene, capito quello che voglio dire? Quello sì, perché è fuori mano. Sì, Devi puntare su qualcosa che è più, diciamo, in città, eh sì. nella zona più trafficata. Devo vedere se riesco in officina, qualche officina, perché l'assicuro c'è roba da guadagnare. Sì, sì, sicuro. E va bene, Rita. Vabbè. Dai, nel caso ci becchiamo in giro. Va bene, Ah, ok. ok, ciao ciao. Ciao, ciao. Ciao. Solo un attimo, vedo. Ehi, sì. Ma ed è Che gli devo... spawnata la muta. Porco Diaz. Eh, Ora provo a chiamare il taxi, vediamo. Ma stai contestando un'azione? no, sto inviando... Sto inviando Oh no, il le taxi è cose, chiuso. Che palle. le cose dell'email Mhm. che ho fatto gli acquisti perché non mi hanno rimborsato ancora 3 macchine. Ah, ok. Di cui Giulia M8 e Audi... No, Audi RS7. Era il Porsche. Ho capito. Che siccome non risulta nei log, anche Aspetta. dall'officina... Ma No, sei no, tu? sì, sono io, aspetta. Sì, sei solo tu. Se no ci facevo prendere. Che palle. Non c'è Sì. nessuno. Allora, 8363 572. Vedi, questa è giusta. Poi
8406, 8406, giusto? 8363, 83, no, è ripetuta. 8363 172, sì, va bene. Nove sette due, è giusto? Red Bull, fino a bene. Beh, fra, ti prendi spalla che andiamo al garage. Vai, sì, sì. Me le devo porco Giuda, me le devo scrivere in qualche posto. Oddio, un po' alto qua. Oh, hai preso il fucile? No. Sì, Sì, ce l'hai? sì, 900. Sì, sì, ce l'ho. Che cazzo portano queste scale di merda? Considera che non posso chiudere lo scudetto F8 perché sto segnando delle cose. Che cos'è la foto, scusami? Mm? Ah, sempre quelle che sono là, ok, ok. No, sto segnando su F8 i numeretti delle fatture, così siccome ce l'ho duplicate le foto, devo vedere se non voglio se le mando due volte chiaramente. Mm. Oggi è entrato 8406 Big per caso? 172, sì. Ah, ok. Che poi scusa, non ci ha pagato giovedì. Boh. Eh no. Penso di no. Perché non abbiamo terminato, se non sbaglio. Ah, ma ci stanno 35 FDO. Ci fermiamo qua all'imperiale. Oh,
vado un po' più avanti. Allora, un po' più avanti. Uè, bro, Venga, Salve. venga. Salve. ho ripreso il telefono, Vabbè. c'è il numero? Patente di guida? Un attimo. Patente. Vi do questa qui perché ne ho un paio. Beach timer. Sì, è Sì. suo, è suo. Ok, Beach, vediamo un po' più attenti al codice della strada. Sta andando un po' veloce. I Devo finestrini sono un raccomando, po' eh. scuri anche, eh. I vetri un po' scuri. E non so Oscuri, perché i vetri scuri in realtà sono, a volte capita che quando vado dal meccanico a fare le riparazioni, la macchina, questi vetri sono scuri qua, invece qua per esempio vedi che non si possono sistemare, sono, come dire, trasparenti, insomma, normali, vetri normali. Vabbè. Per stasera chiudiamo un occhio, però vado dal meccanico e li cambi. Va bene, Va bene? grazie mille. Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci. Salve. Il lavoro è sempre brutto. Qualcosa da dire fare. Tranquillo. Dico qualcosa alla fine deve fare, non ci dobbiamo andare sì. a vivere, no? Esatto, esatto. Quasi finito, eh. A te sta che aspettare? Cazzo è ritto. A te sto aspettando, eh. Salve. Carabinieri mi ha rotto le palle per i vetri scuri. Cosa, Antonio? My girl, my baby. No. Vabbè, ti tolgo da mezzo alla macchina, dai, ti metto qua. Comunque potremmo andare ai bar dei brutti, lo sai? Lì dice... Arriva, Sembra ci sia... Staccato. Ma non c'è... Chi? Beh, Non sì, c'è vedi, Felice vedi o qualcuno la in parte città. delle necessità, io devo Sembra di andare no. all'Imperiale che sto comprando l'esca. E con grande attesa stasera, grande ospite d'onore Aspetta. molto grande. Vabbè, solo che aspetto Carmeluna, di la funzionare. Il bar dei brutti. Oh no. Solo un attimo che devo controllare una cosa. Sì, sì, tranquillo. Teoricamente ci dovrei essere, vediamo. Ok, tutto a posto. Quanti colpi da caccia? Che facciamo? Vai, Offendi, 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 offendi. Salve. quanti te ne servono? 20. Salve. Buonasera. Buonasera. Vediamo se è aperto. Oh, beh. Non è aperto. Sì, sì. Che facciamo? Volevi fare un salto ai bar dei brutti? Un attimo solo. Ciao. Ciao. Ah, ok, stavo provando la mia voce se Sì, sì, vi funziona. sentiamo, ti sentiamo. Ok, Ok, grazie. ok, ok, ci sono. Andiamo? Sì, vai, guida. Andiamo a fare un giro. No, gli devo scrivere la macchina che non mi sono state rimborsate. Frate, un attimo, Sì? posso chiedere una domanda? Per Dimmi. comprare le armi, no? Che Sì. cosa bisogna fare? Il porto d'armi. Devi passare dalla polizia a chiedere abilitazione al porto d'armi. Allora, devi fare la richiesta alla polizia. Dopo 24 ore che passa la richiesta, deve andare in Buono. ospedale a fare il... sì, vabbè, Imperiale. il PDA. Cosa? Poi, Armi dopo altre imperiale. 24 ore, passa ok, in ci avete armeria la pistola? per vedere chi ha, No, chi io ha no. fatto la richiesta. E dopo Ok. dell'armeria, quindi servono 4 giorni. Mi sento. L'ultimo Ok, giorno ok. è quello per ritirare il porto d'armi. Va bene, grazie mille. Prego. Oh raga, ci avete la pistola? No, ora no, non ce l'ho qua. Ci deve stare quello della casarmeria, ma non c'è. No, dico a casa nel deposito abbiamo le pistole, se no devo darmene una. E penso tu possa prenderla tranquillamente.
Cosa? Puoi prenderla, fra. Non ho il permesso nel deposito di andarla a prendere, cioè... Ma Dove dovrebbe stare il deposito quello che sta nel tunnel? Se c'è nell'inventario sì, ma di regola dovrebbe esserci qualcuno là anche. Poi vado a vedere. Ah, ok, ok. Mm, 400 ora. È un po' bello, mi piace un sacco. Bad girl. Continuamente. Proposte di matrimonio dentro al locale sto Massimo, giri, lasci il bar a stasera. Però io ho il joystick. Ma raga, chi è che Ah. Vabbè, allora un po' difficile da fare. Ma il Vabbè, joystick dai. hai. Yes. Però che cosa succede se Lo ti premo per R1 voglio sapere? e poi R2 per partire. Però ti mi sembra premo per R1. Capito? Salve. Salve. Salve, buonasera. Salve. Buonasera. Salve. Buonasera, salve. Salve. Oh. Salve. Salve. No, non è andato. Mi tiene premuto R1. Salve. 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 Signor Mitch. Metto a posto. Che mi racconti? Sergio, raga, Sergio. Ma qualcuno lavora qua? Certo, Giù ragazzi, dove? certo, che ti serviva? Dici tutto. Ah, Dici, arrivo al bar. stavamo giù al sud. Grazie. Occhio, occhio. Non bere... Vabbè, questo e poi basta, dai. Va bene? E mi ha detto waffle con uova e acqua. Birra. Ok. Allora, l'unica cosa, la birra, diciamo. Ok, sì, posso, niente. Sì, l'avevo spostato io, grazie. Posso avere anch'io un 5x5 appena finisce con il signore qui. Allora, faccio la fattura. Ecco la fattura a lei. Lo pago subito. Ok. Raga, nei depositi dove posso centrare non ci sta la pistola, non è che c'è qualcuno dei boss online.
Devo Lei che controllare. le posso fare? Un 5x5 per me, grazie. La ringrazio. Devo controllare. Lei, grazie. Ok, grazie. Allora, poi. le dico cosa abbiamo? No, che cosa? Sì, mica. Allora abbiamo wrap al salame, spaghetti con polpette, wrap turco, acqua, Coca-Cola e birra. Spaghetti con polpette? Sì. Ok, quello lì 5 e poi 5 di di quello. acqua. Ok. Grazie. Oddio. Allora, le faccio la fattura. Sì, sì, grazie. Cos'è GTA 5? Con lei? Grazie mille. Passo. Sì, appena pagato. Ecco. Grazie mille. Grazie a lei. Ti vado un attimo a controllare fuori, sento un po' di rumori. Strani. Sì, diciamo. Andiamo. Bello. Il tuo Ferrari È lì in fondo. Mi raccomando, fagli fare una bella lotta greco-romana. ma per caso quelli dell'officina, scusate, per caso hai i capelli rossi? No, c'ha i capelli neri, ma già lo conosciamo. Ok, ecco qua. Sì. Quittato, bene, la prossima volta se vedete davanti lo tiriamo. Che merda. Oddio, ha sloggato. Ridere, Sto ancora un po' basso. La mia povera macchina. Ok, ci pensi. Il mio povero 12 cilindri. 12 cilindri, che un nome glielo potevo. 12 cilindri. Non è che si blocca il minigame, porca puttana. Che fastidio. Poi parte in una volta, poi dove si ferma proprio a quello della linea gialla. Ma di voi non ci Fra, sta quindi? nessuno? Sì, fra, sto per strada, sto andando a trovare. Ok. Devi vedere un po'. Guidi tu? Sì, sì. Guarda che non gira e vola. Io lo so. Non so. Che cazzo c'era a terra? Boh. E mi porti al 470 vicino all'officina? Sì, io ti punto, passiamo di qua e c'è l'autostrada. Mi dispiace se mi metto un po' di musica. Vai. No, allora. No, questa no. No. No, c'è tutte musiche ignoranti. Buonasera, guardi, purtroppo ragazzi c'è una buccia. No, Ignorante. Te lo mamma dico. mia.
Perché non la sento? Io la sento. Perché io no? Aspetta. Qualche problema. Aspetta, c'è qualche problema, io non la sento. Mi senti? Sì, sì. No, puttana Eva. No, io ti sento, ma ora non sento più la musica. Ora sì. Ora? Ora no. Sì, Ora? ora sì. Non la sento. Fanculo, ora? No. Fanculo, è rotta, si è rotto lo Metti stemma. la radio, va. Aspetta. No, ce l'ho disattivato. Ah, ok. Vabbè, mettiamo lo sforzo. Vai, La vai. cintura. Tira dritto, vai. Peccato che non gira perché è una bella Sì. macchina. È troppo leggera secondo me. Guarda qua. 400. Sì, fai 420 comunque. No, la mia full kitata faceva 470. Ah, ok. Però il sound è troppo bello. Il sound sì. E niente. Ci sta il 470? Nella casa. Devo controllare una roba. Non ci sta nessuno di voi? Nessuno? Mi sembra di no. Che cazzo? Non mi sembrava, avevo sentito male. Ok. Qua. Fammi vedere una cosa. Guarda i brutti. Oh, Fra, mi dispiace, ma non c'è nulla. Nulla? No, diciamo, le armi stanno in una cassaforte dove serve il codice. E io non ce l'ho. Vabbè, non fa niente.
Dottor Pablo. Au. Ai. Oh, mi dai l'arma da caccia che vado a fare caccia? Porca troia, sì. C'ho nella... Sì, me l'ha data usata, però mi ha detto poi ripassa domani te la cambio. No, vabbè. Non frena. Ah, c'era un elicottero per strada? Sì. Ah, ok. Pensavo di aver visto male io. L'ho messo quasi. Vai, sali. Prenditelo sul cruscotto con tutto quello che ti serve. E colpi, quanti me ne prendo? 100? Sì, beh, ti basta, sì. Dipende quanto vuoi stare. Ma io poi i colpi non potrò mai comprarli, giusto? No. Mm, Sempre io te li devo comprare. che palle. Però fatti il porto d'armi. Ma non posso farlo, devo spendere un sacco di soldi. Sei stato arrestato. Bene. Mm. Se... Oddio. Dove Sì, vai? aspetta, prendi il T-Max. No? Porcheria, sì. No, penso che chiudo io. Credo che chiudo io, che sinceramente. Ah, ok. Io resto un altro pochettino, poi vado. Vabbè, dove ce andiamo in officina. Ok. Veloce io. Ai 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 ai. Your call has been forwarded to an automatic voice message. Che palle. Ai ai ai. Oh, Fra, tu che stai facendo? Ora in realtà un giro così a cazzeggio. No, ma tu c'hai la pistola, sì? Sì? Eh? Sì, sì, la vuoi? No, non lo... Se me la vuoi dare tu, non lo so, vedi te. Sì, se vuoi te la posso dare, non è un problema. Vabbè, allora grazie, dove sai che vengo? Io sto al 435. Che arrivo?
Oh Pablo. Vito, Oh, Vito, dimmi. hai qualche macchina per una rapina? Solo quella là. Quale? La 12 cilindri. 12 cilindri, Però frate, e non si... bit, non la, sì, non lo la so. non si può usare. No, solo quella Giovanni, là dove in sei? realtà. Qua. Ecco. Senti, no, non credo di avere macchine abbastanza che si possono utilizzare in realtà. Vabbè, vai al garage del Savage. Grazie, Va Fra, ma bene, neanche i colpi? ci vediamo là. Aspetta, ok, io sto andando a caccia. Ah, ok, ok, vabbè, dai, vabbè. Ok. Grazie, vabbè, grazie, Fra. niente, Ciao, ciao. No, tranquillo. Scusami, mi dici come ti chiami in applicativo? Saki. Saki, ok, ciao. Ciao. Allora, pistola più 200, 50, 50 colpi, come se niente. Sacchi. La prossima volta vado in elicottero.
Che cazzo sta? Ah, no, non è così. Pablo, Mi servi un attimo tu al bunker. babbo, comunque qua sta merda non funziona. Cosa? La caccia. Come non funziona? No, non escono gli animali. Ma riesci a venire nel... Sì, sì, al ma vengo. bunker? Ma vengo dal bunker. Ok, Ciao, ok, ciao. ok. Allora, avvio... Aiuto, 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 aiuto. Oh, Pablo, dimmi. ci vediamo all'officina. Sì, sì, io sto su strada. Quanto ti manca? Ah, boh, non mi ho messo il ping. Vabbè, dai, ci vediamo all'officina, dai, aspetta un po'. Sto più o meno al Fontana, più o meno. Ok, dai, ci vediamo all'officina allora. Ah, ok. Ciao, ciao, ciao. Ciao.
Provate alto, sì. Vito, Poi dove cazzo è lo scoletto della radio? per Io l'ho mutare, cambiato. No, per parlare. alta. Alte? Sì. Io l'ho levato. Non mi ha cambiato i tasti, raga. Dovresti andare su impostazioni. Impostazioni. Aspetta. Poi Aspetta. abbinamento tasti, fai Abbinamento invio tasti, e fai, invio. fai VEM. E dovresti trovare radio. Dove cazzo è? Tipo. Aspetta. Sulla radio. Sì, dico perché subito. così almeno possiamo parlare. Aspetta, sto controllando. Chiavi veicolo, mano in alto. Telefono. Ma non c'è nessuno all'officina. Talk over. Sì, si chiama Talk over radio. Qual è, Fra? Scusa? Si chiama Talk over radio. Ah, Talk over radio. E che muscoletto c'è? Siccome uso il joystick, c'ho Alt e LT. Però io questo lo leverei. Vabbè, metti uno che ti viene comodo. LT, sì, cosa qua. Ok, quindi LT sarebbe... Cioè io tipo ad esempio che c'ho i... È una minchiata, guarda, con LT mi fa sta cosa qua. E dovresti mettere... Ah, perché tu guidi con... Ho capito. Io ce l'ho con freccia a destra. Allora, Vito, gentilmente, ora prendi una macchina... Da sotto. Dalla... Dove siete voi? Sì, la macchina aziendale vostra. Sì. Grazie. Non di che. Questa è la macchina. No. Lascia guidare. Ma questo è un mostro, non è una macchina. Salite. Passo già Sali. al garage. Aspetta, stai chiudendo, vedo un attimo No. compagnia. Oh, aspetta. Che cazzo Pensavo... Posto. Sì, tutto a posto. Sto tornando, va. Allora, vi consiglio quando usate sta macchina. Mettete in modalità sport. Cammina di più. Madò. Oh. Ma è un aereo, raga, non è una macchina. Sì, guarda i dossi. Non salta, visto. Fate faccio vedere una cosa. È una tenuta da strada assurda. Sì, perché è incollato a terra. Guarda questi dossi ci sono. Facci caso, guarda. Questo è Oh incollato a terra. vabbè, sto sognando. Che cos'è sta cosa? Guarda. Mi rimane incollato. Madonna mia. Visto? Madonna. Questo è Mi un sa- next level. E qua dovresti saltare con questi dossi. Comunque, Che volavo io prima con la Ferrari. No, vi dico una cosa. In un posto più appropriato magari, non ci sente nessuno. Porca troia.
Sì, a volte, GG. a volte lo fa, sì, a volte lo fa. Madonna, che sta succedendo? No. Dai. Ok. Cazzo, mi chiamano dall'officina. Fanculo. Ma come cazzo si esce? Qua, fai un piccolo saltello. Vai. Niente, si deve cappottare per forza. beh. Sì, quando fate qualche curva magari lasciate l'acceleratore, non frenate, lasciate l'acceleratore e fate la curva. Ok. Non ci dovrebbe essere nessuno. Allora, mi dicevi che eri in città tipo da quanto? Cioè, una settimana, mi hai detto più o meno. Sì, bro, da una settimana e stiamo cercando, diciamo, di fare qualcosa di carino. Ok, ma cioè, in una giornata, quanto riuscite ad essere attivi? Fra 2-3 orette la sera massimo. Tipo, da che ora a che ora? Dalle 21 fino a mezzanotte. Ah, va benissimo. Qua il fine settimana sicuramente siamo anche un po' più Vabbè, presenti. già va bene. Tipo, a livello di sparare come siete? Sta bene, ce la capiamo. Vabbè, dico, non è un problema. Allora, come ti ripeto, siete simpatici. Nico, prenditi il numero. Vito, scusa, sbagliai. Prendi il numero di entrambi. C'era Calogero. Allora, Calogge. Perché mi uscì Calogero Calogge? Pisciotti. Ok, Calogero Pablo Escobar. e Giampaolo, perfetto. Pablo Escobar sono io, mi sa. Tu sei? Io sono quello col capo con la coppola, sono Pablo Escobar. E Guardami lui? in faccia, scusa. Facciamo cambio di identità. Ok, Quindi mandatemi il Pablo vostro. Escobar. Sì, fai condividere contatto e mi mandi il numero. Vai su contatti, vai il mio contatto e fai condividi contatto. E poi esatto, ok. Giampaolo, Sei perfetto. riuscito? Sì. Allora, Quello manca solo quello dell'altro di ragazzo, come si chiama? l'altro ragazzo? Witch time. Witch. Vito. Vito. Sì, Vito. Allora me lo devi mandare a Tanto ti me. devi... Ragazzi, le corde dell'838 non sono un po' troppo alte. Le corde? Le corde vocali del mio amico presente con i capelli lunghi. 38? No, minchia. Sono alte, mettile di un po' più basse. La faccio, vabbè, io... Z. Ho scritto Z. Che cazzo è vestito? Comunque, facendola breve. Domani vi faccio parlare con una persona. Mi dite magari un orario domani sera Sempre a questo orario dovremmo esserci più o meno, dalle per le 9 in poi 9. ci siamo. Vabbè, facciamo alle 10, vi chiamo io Ok, e vi faccio parlare con un'altra persona. perfetto. E vabbè, rispondete alle domande che vi fa e poi vi spiegherà lui una volta fatto tutto. Benissimo. Va bene? Vabbè, allora andiamo, ci autolasciamo al garage e vi lascio la macchina. Vabbè, no. Grazie. Apri, Nico, se non la apri. Andiamo. È sempre al tuo posto. Ho chiamato Nino, io mi trovo, l'ho detto. Comunque la modalità sport la sapete mettere? No. Allora, devi fare blocco maiuscolo dalla tastiera e ti apre questo lo puoi fare solo quando guidi. E ti apre tipo la freccetta del mouse, giusto? Ci siamo? Sulla mappa c'è scritto impostazioni. Clicchi su impostazioni e fai modalità sport. E poi rimetti la mappa. E rischiacci per togliere la freccetta, rischiacci maiuscolo. Ok. Così cambia la modalità. Nel caso in cui non dovessimo riuscirci, comunque a prescindere non dovremmo avere problemi a scappare, no? Allora, ormai di solito è facile, cioè scappare cioè vedi come curva, come frena. Infatti, che cazzo di macchina? Cioè guarda qua, vedi? Non si gira, non fa niente. Infatti è Però bannabile veramente. Cioè assurdo. capita però, magari dici non ci riesci, vabbè, vi arrestano, perché vi arrestano. Oh, scusa. Se vi dico dove avete usato l'auto,
Non gli dite non ce l'hanno prestato, dite abbiamo rubato, punto. Tanto già stai Certo. facendo la rapina, quindi già... Ok, provo questa cosa dello sport. Sali in macchina. Perfetto. Poi fai il blocco maiuscolo. Vedi che si dovrebbe aprire una freccettina. Hai detto Sì. Perfetto, vai su impostazioni sopra la mappa, c'è impostazioni. Ok, vedi che c'è scritto modalità. Perfetto. blocco Ritorni. maiuscolo. Perfetto. No, e ritorni su mappa. Rischiacci Ah, su mappa, sì. Così, Aspetta. così vedi la minimappa, capito? Aspetta, come riscarci su mappa? C'è scritto proprio mappa. Sì, perché ora mi sta girando col mouse, non capisco. Ah, ok, mappa. Perfetto, e riscacci il blocco maiuscolo per togliere la freccia. Così ogni volta che devi mettere lo sport. Questo però considera che lo sport si disattiva ogni volta che tu scendi dall'auto. Ogni volta che tu scendi dall'auto si toglie lo sport. Ti devi ricordare di mettere la cintura è una cosa Sì. e di mettere lo sport. Poi puoi partire. Basta. No, potete Come mai andare. non mi fa scendere dalla macchina? Perché la cintura? Ah, no, pure prima. Non mi faceva Se, scendere. se non ti fa scendere, fai muscoletto U e cambi posto. E ti cambi il posto al passeggero. E come mai c'è sta cosa? Certe volte si bugga, non è la macchina, è proprio, Ah, ok. proprio la città. Ok, ok. E basta. Tiro a non Poi farmi scendere, però vabbè. prova a spostarti di posto. Engine, start, stop. Il posto. Io manco ti vedo, dove sei? No, a me non mi fa proprio uscire, raga. Cioè, mi sono messo dietro, ma non mi fa uscire. Ma hai tolto la cintura? Sì. La cintura l'hai tolta? Sì, C'è il segnalino è bianco? Comunque però sto problema ce l'hai sempre tu, Gianpa. Hai tolto la cintura. Ora Non mi devi fa uscire. scendere, vai. No, non mi fa scendere, raga. Con F si scende, sì. 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 No, 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 raga. Non mi fa proprio scendere. È Col strano. mouse. Sì, proprio si è rotto allora. No, non riesci a prenderlo, vedo. Salve ragazzi. Salve. Buonasera. Sera, come va? Tutto a posto, abbastanza. Abbastanza bene, sì. Se non ti fa scendere fai muscoletto F8 e fai relog. Così risolvi il problema. Perfetto, così ora. No, già gli è successo più di una volta, però non si è risolto facendo così. Ora ritorna fuori dall'auto. Allora, a posto, a posto. Belle queste macchine. Sì. Bella Hai macchina. visto? Eccolo qua. Gianpa. Perfetto. Ok, perfetto. Vai, prova ora, sali in macchina, metti le cinture e ritoglila, vedi se ti fa scendere. Con G. Scendi. Perfetto, a posto. A posto, ragazzi, Ragazzi, siete dei gentilissimi. No, raga, veramente. ci vediamo domani Domani sera. sera. Accordato, assolutamente. Alle 10 vi chiamo io, va bene? E venite entrambi, vi do il civico, va bene? Perfetto, gentilissimo, bro. Prego, figurati. Vai, divertitevi. Grazie. Arrivederci. Io chiudo gli occhietti. Dammi uno strappo al garage. Sì, vai. E qua tu sei lo stato, sei. Ah, stink. Una buona serata. Ciao. Arrivederci. Oh, guarda che ti metto nella macchina, nella moto le cose che mi hai dato. Tieni. E non funzionano. E dove sei andato? Dove mi hai portato tu? Casomai te ne vai in Sardegna, te ne vai a Cinghiale, casomai. Casomai no, forse là è rotto, casomai te ne vai a Cinghiale dovrebbe funzionare. È in Sardegna comunque. Boh. Di Cinghiale. Vabbè. Comunque questi qua mi sembrano simpatici, casomai ve li reclutate voi. Vediamo un attimo. Domani nel caso parlaci con Big. Vabbè sì, vabbè pure con calma, vabbè ognuno dei due. Sì. Va bene, dai, va. Io chiudo gli occhietti. Insieme Vabbè. alla minchia mi devo togliere il servizio. Sì, ok. va. Va bene, ciao, vi devo... Ciao.
Niente, la velocità massima è 280 più o meno, 290. L'hanno limitata sotto i 300 per evitare che l'FDO si lamentassero. Facciamo un salto in Sardegna per vedere se la caccia va bene. E poi, adios. Scusami, ma sei qui per fare caccia? Caccia sì. Ma come? Ma basta stare qui e gli animali compaiono? No, devi mettere l'esca. Ok. In un punto qualsiasi va bene? Sì. Ora ok, ora provo. Ok. Grazie mille.
Posso Dimmi, caro. prendermi i 4 che ho sparato? Cosa? I 4 che ho sparato e il resto te li lascio? Guarda, se per te va bene, ti volevo proporre che facevamo caccia insieme e poi la andavamo a vendere tutti insieme e ci dividevamo i soldi, se per te va bene. Ok, però non penso di restare tantissimo fra. Ah, allora va bene, sì. Cioè, poi magari ne facciamo un'altra volta e ci dividiamo e poi... Va bene, poi gli occhietti. Sì, sì. Va bene, allora scogliamo questi qua, facciamo un'altra esca e poi in caso tu gli occhietti. Ok, va Va bene. bene? Io sto iniziando a scogliare. Sì. Niente, fra, ho lasciato il coltello in un'altra macchina. No. Se vuoi io ora mi allontano e continuo a cacciare. Va bene, vabbè, qua, continua qua, metti un'esca qua, mentre io squaglio. E La puoi... compaiono comunque? Sì, sì, Ah, ok. perché l'esca è tua. Ok, vabbè. Non è che ce l'hai un altro coltello, fra? Un altro coltello ce l'hai? Sì, ce l'ho il coltello, sto sfogliando. Ah, no, dico un altro? Ah, ok. Va bene.
Qua ne sono usciti solo 2. Vabbè. Check radio. Check, check. Mi mossi. No, Gabri, sì, in realtà molti lo fanno, però non so in realtà quanto si guadagna. Ora vediamo se questo qua se ne va a vendere, ci diamo le spese. Non ti saprei dire. Ciao Nico, benvenuto. No, Domi non è VL, non serve la VL per entrarci. Puoi entrarci liberamente.
Aspetta, Sì. andiamo. Devo andare lì dove c'è la banconota verde, giusto? Sì, esattamente. Ok, abbiamo fatto un totale di 13.000, Sì. quindi aspetta che faccio diviso 2, di 1.500. 6 e 5, sì. Ecco a te, caro. No, grazie mille. Grazie a te. Mi accompagni Sì, alla sì. macchina? Ok, ok. Oh, aspetta. Vai. Sì, sì, tranquillo. Ok, grazie mille, caro. Grazie a te. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao. Non ne approfittavo, là. Ok.
Oddio. Ciao a tutti ragazzi, grazie di aver passato un po' di tempo con me. Ciao, ciao ciao.